La campagna elettorale era già cominciata, in scena le prime accuse, le prime polemiche, ma anche le prime candidature in vista delle elezioni provinciali. Ma tutto è destinato ad essere rinviato di un anno e questo è infatti l'orientamento che arriva dalla Regione. Ieri mattina l'inizio dei lavori per mettere mano alla riforma della provincia in prima commissione all'Ars, guidata da Marco Forzese. Nel pomeriggio l'incontro tra lo stesso Forzese e il governatore Crocetta, quindi in serata l'accordo di rinviare il voto fissato per fine maggio allo stesso periodo del 2014. Secondo quanto è emerso, le province, nelle more che si provvede a normare la materia, verranno commissariate alla scadenza naturale dei mandati. E da Aula Giglia arriva un coro di no al commissariamento. Io dico o si sciolgono le province o gli si riconosce il giusto merito di riempire di contenuti le province, quindi ridare alle province tutte le competenze per cui sono nate, e ritengo che questo potrebbe servire anche per lo sviluppo del territorio. O se no si va a votare, cioè si va a votare e si vota nei giusti tempi, si vota nei giusti tempi e con la legittimazione popolare. Quindi io sono contrario al commissariamento solo perché si consegnerebbero le province in mano a tecnici senza la legittimazione del popolo sovrano. L'idea di rinviare, commissariare per un anno, a mio avviso è una scelta sbagliata, perché bisogna dare la possibilità che in queste settimane il Parlamento regionale con le commissioni competenti possa esaminare i disegni di legge che parlano di riorganizzazione delle province. Il Presidente Crocetta aveva detto che si poteva votare ad aprile, poi l'ha spostato a maggio per aderire per una sorta di sensibilità istituzionale, ora ne trova un'altra e dice che si devono commissariare le province e si vota a ottobre. Noi siamo del parere che se ci si mette di buon buzzo e di impegno, i deputati possono varare una legge di riordino delle province per quanto riguarda la competenza, le risorse, i confini geografici, tutto quello che vogliamo, e votare ad ottobre. Commissariare le province per un altro anno è un aborto, un ulteriore aborto. O le eliminano le province o se no danno la possibilità di rinviarle ad ottobre rimanendo così per come sono e riformare quello che è la provincia e il problema dei consigli provinciali, gestione presenza, tutto quello che volete. Presidente, un anno di fermo eventualmente se dovesse esserci il commissariamento, lei pensa che potrebbe penalizzarlo? Ma lei ritiene che il commissariamento possa essere fatto al di fuori del Presidente uscente? Cioè che c'è una forza politica che fa 9 commissari e li prende tutti dalla sua componente e gli altri, il centrodestra e chi è fuori dal governo sta a guardare i commissariamenti?